Buongiorno a tutti, io sono Marco Sardo, sindaco di questa città, e do naturalmente il benvenuto a tutti i presenti. In maniera particolare un saluto di benvenuto alla Presidente Ayuso. Siamo onorati di averla in questi 3 giorni dedicati al premio Luigi Amiconi. È veramente un orgoglio per questa città poterla ospitare. Il tema di questi 3 giorni è importante. È importante perché chiamare le cose con il loro nome. Credo che nel mondo della politica ci sia bisogno di coraggio, di sognare. Faccio una brevissima riflessione sul fatto che io, dopo aver fatto un'esperienza da sindaco molti anni fa, mi sono ripresentato perché avevo un sogno. Abbiamo un sogno assieme a Luca, e lo ringrazio, il mio assessore, che è poi colui che è l'artefice di questi giorni assieme alla redazione dei Tempi e al suo direttore Emanuele Boffi, che ringrazio. Dicevo un sogno che è quello di coinvolgere i giovani nel mondo della politica, per cui pur potendo fare 2 mandati, se questo fosse possibile, mi limiterò proprio a questo periodo di 5 anni, perché il mio impegno è quello di far partecipare, e ho questo sogno, i giovani al mondo della politica, della vita amministrativa. E credo che nel mondo della politica, proprio per questo motivo, bisogna avere coraggio, come ce l'ha avuto la Presidente Ayuso. È accompagnata dalla virtù della fortezza, del coraggio, e nel mondo della politica anche dire le cose come stanno vuol dire avere coraggio, per cui veramente è un onore poter averla qui con noi, è un onore anche avere tutti voi per questi 3 giorni, perché il tema è veramente di forte attualità, per cui un grazie di cuore per la vostra presenza, grazie alla redazione dei Tempi, grazie al mio assessore, alla Flavia sempre presente, e grazie al direttore di Tempi per questa organizzazione. Ho solo un piccolo pensiero in ricordo della nostra città da dare, un libro fotografico del magnifico territorio di Caorle, che riporta immagini spaccati di vita quotidiana del nostro paesaggio, che possono essere un bel ricordo della nostra città da poterla accompagnare nel ritorno. Grazie. Bene, grazie al sindaco. Siamo al secondo, incontro di questi nostri 3 giorni di convegni. Abbiamo con noi, come è stato detto, la Presidente Ayuso. Siamo molto contenti che sia con noi. Noi, seguiamo la sua attività politica su Tempi da parecchio tempo. E vorrei partire ricordando una cosa che ho letto qualche settimana fa su un sito politico, dove c'era un ritratto appunto della Presidente Ayuso, dove a un certo punto un barman diceva questa frase, diceva: noi l'amiamo perché dice le cose come stanno. Ed è perfetta, la traduzione è perfetta rispetto al titolo di questi giorni, chiamare le cose con il loro nome. E in particolare questa sera noi parleremo, il titolo di questa sera è Libertà o paura. Abbiamo detto appunto Ayuso è la Presidente della Comunità di Madrid, anche i suoi avversari politici riconoscono che è una persona carismatica e combattiva, è stata eletta per la prima volta nel 2019 e ancora poi nel 2021 raddoppiando i seggi del suo partito, il Partito Popolare. Nel 2021 ha ricevuto anche il premio dell'Istituto Bruno Leoni, che è guidato dal nostro amico Alberto Mingardi. Una delle parole che ritornano più spesso nei discorsi della Presidente Ayuso è la parola libertà. E io vorrei partire con la prima domanda parlando di una questione che ha coinvolto tutti, cioè la questione della pandemia. E anche durante questo periodo di pandemia, di Covid, la Presidente Ayuso ha continuato a ripetere questa parola libertà, non soltanto come uno slogan, ma nei fatti. Tant'è che alcuni hanno parlato proprio di metodo Ayuso, nel senso che lei è riuscita a conciliare, soprattutto nel primo periodo, di chiusura totale, se pensate all'Italia, invece lei nella città di Madrid è riuscita
a conciliare sia l'aspetto sanitario che quello di preservare un'apertura per tutti gli esercizi commerciali e per la vita normale della gente, in modo tale che la gente potesse continuare a vivere il più liberamente possibile. Quindi io vorrei che lei ci raccontasse un po' come ha fatto a trovare un equilibrio tra le esigenze, diciamo così, di libertà, semplice libertà anche di circolazione delle persone, e al tempo stesso la salute. Perché molto spesso, io penso soprattutto a quello che è successo in Italia, è sempre stato molto difficile invece trovare un equilibrio tra questi due aspetti. E quindi la prima domanda è appunto questa: come ha fatto e soprattutto perché l'ha fatto, cioè perché ha fatto questa scelta? Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por este coloquio tan importante y tan interesante. Y antes de contestar a esta primera pregunta, me gustaría agradecer en primer lugar a Marco Sarto, al alcalde de Cahorle, su invitación, y así como a todas las personas que han hecho posible estos 2 días aquí en este pueblo maravilloso, precioso, en el que estamos muy contentos. Buonasera a tutti, moltissime grazie per questo incontro che trovo assolutamente importante e molto interessante. Ora, prima di rispondere alla domanda che mi è stata posta, vorrei innanzitutto ringraziare di cuore il sindaco Marco Sarto per avermi invitato e ovviamente tutte le persone che ci hanno coinvolto e che hanno reso possibile la nostra partecipazione qui a Cahorle, che trovo un paese veramente splendido e una cittadina meravigliosa. A Marco, por supuesto, a Luca, a Emanuele, a Alberto, a todos, gracias por la hospitalidad. Grazie ovviamente a Luca, Emanuele, Alberto, grazie a tutti per la vostra calda ospitalità. Es muy largo de explicar, pero siempre me preguntan que por qué hablamos tanto de libertad y sobre todo para qué. Y creo que esto se resume en algo muy sencillo: libertad para vivir. Y ese fue el leitmotiv con el que tomamos las decisiones más importantes a lo largo de los momentos más difíciles de la pandemia. Quiero en primer lugar dejar claro que Madrid fue la región que despertó a España, puesto que desde el gobierno no se tomaron medidas, no se alertaba, no se actuaba. Y fue la Comunidad de Madrid la primera que, con los mejores informes, con los mejores técnicos, tomó esta decisión, cerró los colegios por primera vez en democracia y empezamos a actuar desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista de la libertad, que ahora les explicaré. E c'è tanto qui sul piatto. In ogni caso vorrei dire che si parla sempre ci viene chiesto perché parliamo tanto di libertà. Beh, la questione è molto semplice, perché si tratta qui di libertà di vivere e questo per noi è il leitmotiv, il fil rouge che ci ha portato a prendere le decisioni difficili e le decisioni più importanti che abbiamo preso nel corso della pandemia. Voglio ricordare che la Comunità Autonoma di Madrid, la Regione di Madrid, ha in un certo senso destato il governo, che fino ad allora non aveva preso alcuna misura, alcun provvedimento. Siamo stati noi i primi che, basandoci sulle prime migliori relazioni disponibili e avvalendoci dei tecnici più competenti, abbiamo chiuso per la prima volta nell'epoca democratica le scuole in Spagna e abbiamo nel contempo avviato misure sia per la sanità sia per mantenere la libertà. Madrid creo que en el tiempo fue poco siempre después que Lombardía, y lo que vimos en muchas imágenes era que venía una ola que iba a desbordar las urgencias y los hospitales. Nosotros lo que hicimos fue ponernos en manos de los mejores expertos y comprendimos que este virus iba a durar mucho tiempo, que iba a estar por lo menos un par de años y que por eso necesitaba unas medidas diferentes al cierre. La primera ola era un gran desconocimiento, el mundo entero cerró, pero a partir de la segunda, nosotros, las regiones españolas, empezamos a gestionarlo porque nosotros somos un país fuertemente descentralizado.
en el punto de las competencias sanitarias y a partir de ahí optamos por una serie de medidas donde conjugamos la vida, pero también la libertad. Son los dos bienes más preciados que tiene el hombre, junto con la economía, porque lo que se está viendo es que las consecuencias hubieran sido nefastas. In tutta l'epoca della pandemia, durante la prima ondata abbiamo visto le immagini tremende del virus, di quello che stava accadendo anche in Lombardia e ci siamo resi subito conto che la situazione sarebbe sfuggita di mano perché si sarebbero riempiti i pronti soccorso, gli ospedali e quindi abbiamo voluto affidarci fin da subito ai migliori esperti. Abbiamo compreso che non si sarebbe trattata di una cosa breve, che sarebbe durata almeno 2 anni e quindi abbiamo voluto subito mettere in atto delle misure, dei provvedimenti. Ora all'inizio questa cosa era sconosciuta, nessuno sapeva come comportarsi, ma subito dopo nella seconda ondata abbiamo avviato dei provvedimenti e siamo riusciti a farlo anche grazie alla decentralizzazione che è molto forte nella nostra regione per quanto riguarda la sanità e quindi ci siamo adoperati per coniugare vita e libertà, che sono i beni per noi più preziosi insieme all'economia, perché non si sarebbe potuto sostenere una chiusura a lungo termine senza difendere anche l'economia. La primera medida que tomamos fue la de abrir un hospital público en 48 horas, que después fuimos mejorando, evidentemente, para construir después en 100 días el que es hoy el mejor hospital contra el COVID del mundo, junto a un aeropuerto. Estos 2 hospitales han sanado a más de 10.000 personas y han evitado que se vivan las situaciones de la primera ola. Además de que hicimos un refuerzo de profesional sanitario, trajimos más de 22-25 aviones con material, repartimos test de antígenos a toda la población, mascarillas en las farmacias, que por supuesto fueron muy criticadas porque eran demasiado buenas. Pusimos en marcha una herramienta que detectaba la evolución de las aguas residuales del COVID y nos dice con absoluta previsión y precisión por dónde va a evolucionar el virus. Lo seguimos utilizando y los datos son espectaculares porque dice exactamente en qué zonas va a crecer. Ahí es donde hacíamos medidas extraordinarias sanitarias para evitar cerrar. Y convertimos los hoteles en hospitales para que el personal sanitario pudiera descansar y no tuviera que ir a sus domicilios. Y luego hicimos algo extraordinario que fue sacar Madrid a la calle. Convertimos a la hostelería, a la restauración, a los comercios en nuestros aliados y a la población con información. Apelamos a la responsabilidad individual, pero no cerramos por cerrar, que es lo que hace la mayoría de las administraciones. Quindi per prima cosa quello che abbiamo fatto è stato costruire, mettere in attività un ospedale pubblico in sole 48 ore l'abbiamo fatto, poi ovviamente ci sono stati dei miglioramenti, delle modifiche continue. In ogni caso questo ospedale adesso è il migliore contro le pandemie ed è nei pressi dell'aeroporto, quindi siamo riusciti ad affrontare subito la necessità di personale sanitario. Abbiamo anche appunto assunto dell'altro personale, abbiamo fatto arrivare tra i 22 e i 25 aerei carichi di materiale sanitario, di dispositivi medici, abbiamo provveduto a fornire i tamponi, abbiamo anche messo a disposizione le mascherine presso le farmacie e questa cosa a quanto pare dal governo centrale è stata criticata perché evidentemente erano troppo valide, non avevano difetti quelle mascherine. In più abbiamo
per la prima volta ha adottato un sistema per la rilevazione del virus attraverso le acque reflue. Questo è un sistema assolutamente innovativo e permette di prevedere con grandissima precisione l'evoluzione del virus. Continuiamo infatti ad usarlo e i dati sono straordinari, perché attraverso questo strumento possiamo capire dove la curva sta o si prevede che crescerà, e quindi abbiamo potuto scongiurare una chiusura totale e indiscriminata. Poi abbiamo anche messo a disposizione gli ospedali a disposizione del personale medico, in modo che potessero riposare. Quindi gli alberghi sono diventati dei luoghi di riposo per il personale che in quel momento era carico di lavoro. E poi non ci siamo messi contro né il commercio, né hotel, ristoranti, eccetera, né la popolazione. Abbiamo fatto capire loro che potevano essere nostri alleati. Abbiamo fatto appello alla responsabilità individuale, cercando di mantenere per l'appunto attiva l'economía. Es decir, que no es cierto que Madrid no hiciera nada más que abrir y ya, todo lo contrario, pero nosotros propusimos medidas creativas. Creo que pocas administraciones han hecho tanto en ese sentido para intentar evitar cerrar, porque para nosotros los cierres son un fracaso. Es un abuso de poder. Y en muchas ocasiones las administraciones públicas han arremetido contra el sector privado con normas injustificadas, insuficientes o sobre todo que no son ni siquiera coherentes. En cuántos sitios hay normas y a continuación al lado una persona, porque come o no come, está con mascarilla, no lo está, y cuánto material y cuánto dinero se ha gastado en personas que no tenían criterio sanitario, en regularnos la vida, en imponernos todo tipo de reglas, sin un comité detrás, sin unos expertos detrás, sin un conocimiento. Ha habido un gusto por imponer y por prohibir, pero no por dar alternativas. Y yo quiero que quede claro que en Madrid primero se luchó a favor de la vida, pero no dejamos morir a la gente encerrada en sus casas y ver cómo pierden sus negocios, sus propiedades, porque no hay subvención que eso lo solucione. Y cuando una familia ha perdido un empleo y un negocio, lo ha perdido para toda la vida. Se arruina para toda la vida y el Estado no te va a solucionar todo el daño perdido. Así que hoy, de hecho, por lo menos podemos decir que hay muchas empresas en España que con lo recaudado en la Comunidad de Madrid han podido sobrevivir. Si hubiéramos cerrado todo, como me intentó imponer el gobierno de manera ilegal, por cierto, que esto acabó en los tribunales, probablemente hoy la situación de España sería muy distinta, no solo de Madrid. Quindi non è vero che abbiamo semplicemente tenuto tutto aperto e basta, senza pensare a cosa fare. Al contrario, abbiamo fatto appello alla nostra creatività e lo abbiamo fatto perché crediamo che chiudere non sia un'opzione, la prima opzione che deve essere considerata. Abbiamo sempre considerato queste chiusure indiscriminate in realtà un abuso di potere, e spesso abbiamo anche notato che l'amministrazione pubblica ha attaccato ingiustamente il settore privato con delle misure coercitive, che tra l'altro hanno portato soltanto a degli sprechi di denaro e hanno spesso imposto delle regole senza che dietro ci fosse la consulenza di esperti che avessero le conoscenze adeguate. Semplicemente sembrava per il gusto di dire no, per il gusto di imporre dei regolamenti, ma senza fermarsi un momento e pensare: troviamo un'alternativa. Ecco, noi invece abbiamo voluto garantire la vita dei nostri cittadini. Noi non ci accontentavamo di chiudere e basta, perché ci rendiamo conto che chiudere per una famiglia, chiudere un'attività e perdere il lavoro significa la rovina totale, e lo Stato non sarebbe intervenuto per risolvere i problemi che questa chiusura avrebbe creato. E di fatto molte imprese sono riuscite a sopravvivere proprio grazie a quello che ha fatto Madrid, altrimenti le cose sarebbero state ben più disastrose. Grazie. Prima la Presidente accennava al fatto che c'è anche una libertà economica da preservare,
e mi ha molto colpito il fatto che mentre il presidente socialista spagnolo Sánchez annunciava la patrimoniale col solito slogan chi ha di più deve pagare di più, al contrario invece la sua amministrazione ha annunciato la più grande riduzione fiscale della storia. E noi di tempi abbiamo intervistato quello che si può definire il ministro dell'economia della Comunità di Madrid, che è Laschetti, e durante questa intervista lui infatti ci ha detto che hanno l'idea, vogliono abbassare l'imposta sul reddito per la quinta volta, l'hanno già fatto altre 4 volte e il risultato, dice Laschetti, è che la Comunità di Madrid ha la spesa pubblica più bassa, il debito pubblico più basso della Spagna, abbiamo chiuso gli ultimi 2 anni senza deficit. E allo stesso tempo disponiamo di servizi di salute pubblica, istruzione sociale e di trasporto di alta qualità. Allora, la domanda per la Presidente è: quali sono le sue idee in campo economico? Soprattutto glielo chiedo perché noi veniamo da un periodo, appunto quello post-Covid, in cui si chiede più Stato, più intervento dello Stato per risolvere i nostri problemi. Io parlo soprattutto ovviamente del clima che si respira in Italia, si chiede un intervento di mamma Stato, come lo chiamiamo noi in Italia. Allora volevo capire da lei invece perché va in direzione, mi sembra, contraria. Quali sono le sue idee in questo campo? Cuando dice un gobernante que va solamente a subir los impuestos a los ricos, en realidad se los sube de una u otra manera a todos. Eso es lo primero. Y yo creo que hay que ir en la dirección contraria. Hay que fomentar que haya más personas trabajando, pagando menos impuestos. De esa manera se acaba con la economía sumergida, se incentiva a la persona y sobre todo se le demuestra que la cultura del esfuerzo y del mérito merece la pena. Pero cuando los impuestos son confiscatorios, cuando van más allá de lo justo, lo único que hace es que el ciudadano decida no emprender. En el momento en el que es más caro trabajar que no trabajar, emprender que no emprender, hipotecarse que no hipotecarse, muere el incentivo. El socialismo lo cubre todo y al final los ciudadanos deciden estarse quietos, no hacer nada. Y ahí mueren las empresas, los proyectos, las ilusiones, especialmente de los jóvenes. Y por eso nuestra economía y nuestro modelo económico es el mismo desde hace tantos años. Madrid en los años 80 era la 4ª economia de España y hoy es la primera. Quando il governo dice vogliamo che paghino di più soltanto i ricchi, in realtà quello che accade è che tutti paghiamo di più. Io la penso in modo diametralmente opposto. Io credo che quante più persone lavorano, meno imposte, meno tasse ci saranno per tutti, perché tutti possono pagare, e quindi questo è anche una soluzione per l'economia sommersa e stimola anche la cultura dello sforzo, del merito, incentiva le persone a fare, perché quando le tasse sono troppe e superano il limite, una persona che pensa io più o meno guadagno lo stesso che lavori o no, allora non si fa nulla, perché non viene stimolato il lavoro, non viene stimolata l'imprenditoria, le persone rimangono inattive, i cittadini pensano ok, non faccio nulla, però questo uccide anche lo spirito imprenditoriale e anche la voglia anche dei giovani di fare. Quindi io credo che dobbiamo mantenere questo modello economico. Madrid negli anni 80 era la 4ª economia, adesso è la prima economia del nostro paese. Sí que creo que tiene que haber una burocracia y se tienen que pagar impuestos, porque yo sí creo en un Estado social en libre mercado como en Madrid, donde las personas vulnerables, los mayores, la infancia, las personas con discapacidad, las personas que económicamente tienen problemas necesitan un Estado detrás, y además porque creo que hay que procurar unos servicios públicos de calidad donde la educación, la sanidad o los transportes consiguen que haya una igualdad de oportunidades y unas garantías. Pero cuando los impuestos son confiscatorios, cuando son excesivos y la burocracia también, ocurre todo lo que comentaba.
Yo creo que, además, evidentemente, las personas que menos tienen han de pagar menos impuestos. En el caso de Madrid es la región donde menos impuestos se paga. Pero cuando hay que bajar impuestos, yo pienso que hay que bajárselos a todo el mundo, porque las personas que tienen también más patrimonios, pero que a su vez más patrimonio, a la vez muchas veces son personas que pagan muchos más impuestos y son personas que normalmente son maltratadas por el discurso cada vez más, que impregna más comunista, del que el que crea empleos, el que es un empresario, el que mueve la economía es un enemigo a abatir. Cuando yo pienso que es todo lo contrario. El que tiene un patrimonio, el que crea empleos, tiene que ser por lo menos respetado. Y hay que agradecerle que con su trabajo contribuya a un sistema público que se mantiene con dinero privado. El dinero no llueve de los árboles. El dinero con el que se trabaja en la administración viene del sector privado, viene del esfuerzo de un empleado, de un trabajador o de un empresario. No se les puede ni maltratar ni se les puede estigmatizar como se hace normalmente en los países donde la izquierda, de manera voraz, los castiga y los convierte en los enemigos de la sociedad porque viven de la división social y de las luchas de clases, de las pretendidas luchas de clases. Io, intendiamoci, credo nella necessità sia della burocrazia sia di un sistema fiscale. C'è bisogno della burocrazia, c'è bisogno di pagare le tasse, e credo quindi in uno Stato sociale. Questo perché? Perché i bambini, gli anziani, le persone economicamente vulnerabili, le persone che hanno delle disabilità hanno effettivamente bisogno di uno Stato dietro che li sostenga, e credo che sia importante mantenere dei servizi pubblici, l'istruzione, la sanità, i trasporti, che siano validi, e credo che bisogna garantire opportunità uguali a tutti. Però quando ci sono eccessi sia nella burocrazia che nell'imposizione fiscale, le conseguenze sono quelle che spiegavo prima. Poi questa cosa che si dice, io sono a favore del fatto che i poveri paghino di meno, e ricordo che Madrid è la regione in Spagna in cui le tasse sono più basse in assoluto, però credo in realtà che tutti dovremmo pagare meno tasse, perché quello che succede fin troppo spesso è che si penalizzino le persone che hanno un patrimonio, una ricchezza maggiore, quindi più hai e più paghi, ma molto di più. Quindi queste persone vengono spesso in qualche modo maltrattate perché c'è questa concezione comunista che se si muove l'economia, se si crea ricchezza, allora sei da abbattere. Ecco, io credo che sia esattamente l'opposto invece. Queste persone meritano quanto minimo rispetto e poi anche ringraziamento perché creano lavoro, creano ricchezza, e bisogna capire che i soldi non crescono sugli alberi, anche i soldi dell'amministrazione pubblica ci sono grazie ai privati, agli imprenditori che lavorano. Quindi queste persone non sono da stigmatizzare come si fa invece in alcuni paesi in cui la sinistra è molto forte e vuole considerarli come dei nemici giusto per creare e fomentare le divisioni sociali. Y luego nosotros, por ejemplo, tenemos las tarifas congeladas del transporte o del agua desde hace 10 años. Dentro de nuestras competencias hacemos lo que podemos, pero somos la única región de España sin impuestos propios. Llevamos 16 años de manera consecutiva reduciendo impuestos y nuestra economía no ha dejado de crecer. Y durante los momentos más difíciles de la pandemia, las empresas sí recibieron subvenciones o ayudas directas, pero como una palanca para un estímulo, no para cronificar esa situación. Porque creo que las subvenciones tienen que estar para ayudar a una situación determinada a salir de ella, no para convertirlo en un sistema en el que todo está parado, la persona pierde las riendas de su vida, pierde su propiedad, pierde sus metas y por eso depende eternamente de la administración, que es lo que quieren algunos políticos. Muchos quieren que el ciudadano viva de sus decisiones porque les gusta mantenerse en el poder a base de vivir de esta manera.
Inoltre abbiamo anche congelato le imposte per i trasporti e per l'acqua. Facciamo quello che possiamo perché abbiamo determinate competenze, invece il governo ne ha altre, però nella misura in cui possiamo lo facciamo. E da 16 anni a questa parte abbiamo continuato a ridurre le tasse, nonostante questo l'economia ha continuato a crescere. Ovviamente durante la pandemia abbiamo fornito degli aiuti, ci mancherebbe altro, però non interpretiamo l'aiuto come uno strumento che poi porta a cronicizzare la situazione. Le istituzioni devono essere lì, devono essere presenti per aiutare le persone a uscire da una situazione critica, ma non deve essere qualcosa di sistematico, perché altrimenti le persone perdono il controllo sulla propria vita, perdono i loro obiettivi, le loro mete e diventano dipendenti dalle amministrazioni. E questo non è un caso, perché di fatto credo che tanti politici al potere vogliono proprio che succeda questo, perché così possono tenere in mano le persone che poi si sentono dipendere dallo Stato. Al presidente Ayuso deve sapere che il giornale Tempi ha una particolare attenzione per tutto ciò che riguarda l'istruzione e l'educazione in generale. E noi sappiamo che in Spagna appunto è stata varata questa riforma dell'istruzione, detta legge Celaá, dal nome del ministro che l'ha iniziata, secondo cui appunto si vuole cambiare il diritto costituzionale all'istruzione facendolo diventare sostanzialmente soltanto un diritto all'istruzione pubblica. Questo andando a penalizzare le scuole che noi qui in Italia chiameremo scuole paritarie. Anche in questo caso il Presidente, diciamo, ha voluto andare controcorrente rispetto a questa idea e rispetto a un'idea, diciamo, per cui l'istruzione dovesse essere impartita solo dallo Stato. Lei invece ha detto che secondo lei l'istruzione deve partire anche con, diciamo così, dalla famiglia, deve essere coinvolta anche la famiglia. E quindi ha detto che vuole fare ricorso alla Corte Suprema, soprattutto perché appunto questa legge spagnola non vuole soltanto fare questo cambiamento che vi ho detto prima, ma vuole anche introdurre, diciamo così, alcune materie nuove, cioè andando a sostituire all'interno delle materie altre questioni, quindi me li sono segnati: valori civici ed etici, educazione alla cittadinanza, memoria democratica, ecofemminismo, etica della cura, matematica di genere o socio-affettiva. Allora la domanda per la Presidente Ayuso è questa: cos'è che la preoccupa innanzitutto dell'iniziativa, diciamo, del governo Sanchez? Qual è la sua risposta? E soprattutto io ritorno sempre su questa domanda, cioè perché, qual è il motivo per cui a lei non va bene la riforma Sanchez e invece ne vuole un'altra? Che cosa la muove? Perché ha deciso di fare diversamente? Creo que es insensato y profundamente desleal con España imponer una reforma educativa en mitad de una pandemia, cuando todos los españoles estaban preocupados en sus casas acerca de su futuro, de su economía y de la salud. Y en los momentos más difíciles de la pandemia, pactando con los nacionalistas y con los enemigos declarados del país, el gobierno ha impuesto una ley educativa que es un desastre en todos los niveles por su alto contenido ideológico, porque acaba con la cultura del esfuerzo, desprecia los exámenes y las calificaciones, y porque elimina contenidos básicos para la educación, de manera que las nuevas generaciones pierden oportunidades, herramientas, conocimientos y sobre todo pierden el control de sus propias vidas, porque dejan, en el momento en el que el regalado es la clave y el todo gratis es la clave, y en el momento en el que los jóvenes no tienen estímulos, no tienen conocimientos, no son inconformistas, acaban por ser jóvenes que van a estar abocados a la frustración. Quizás necesitan eso para controlarles mejor, pero nosotros desde luego nos vamos a resistir desde Madrid.
Io credo che quello che è stato fatto da parte del governo sia assolutamente sleale e insensato, perché hanno voluto imporre una riforma dell'istruzione nel pieno della pandemia, quando tutti gli spagnoli erano relegati in casa, preoccupati per l'economia, preoccupati per la loro salute. Questo lo hanno fatto in combutta con i nazionalisti, con i nemici dichiarati dello Stato. Si è approvata una legge che è impregnata di ideologia e con questa legge si vuole, secondo me, mettere fine di nuovo alla cultura dello sforzo. Gli esami non contano più niente, i contenuti di base vengono spogliati della loro importanza e questo quindi priva i nostri ragazzi, i giovani, delle risorse essenziali per la loro vita, della conoscenza, perdono di nuovo essi stessi il controllo sulla propria vita, perché quando questo concetto del tutto è regalato, tutto è gratis, passa e impregna le nostre vite, i giovani non perdono la conoscenza, non hanno più la capacità di andare controcorrente e quindi sono destinati al fallimento, però forse anche in questo caso è quello che vogliono dal governo. Luego, considero que el Estado, claro que ha de garantizar a los niños no solo su escolarización, sino que también tiene una responsabilidad con ellos desde el momento en el que, por ejemplo, unos padres en Cataluña le privan de su derecho constitucional a estudiar en español, un derecho que le pertenece a los niños. La educación le pertenece a los niños. Y puede ocurrir el caso de una familia que decide no matricular a sus hijos en el colegio, no en Cataluña, en cualquier sitio, porque a lo mejor consideran que no es importante y los niños tienen que estar obligatoriamente escolarizados hasta los 16 años, los niños y las niñas. Entonces creo que el Estado ahí evidentemente sí que tiene una obligación y no se ha de desatender, pero el criterio educativo y todo aquello que tenga una profundidad moral, claro que le pertenece a las familias y las familias han de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y más allá de los contenidos fundamentales, de los contenidos básicos y por supuesto los constitucionales, los habituales, ahí la escuela no puede suplantar a los padres y decidir por ellos cómo sus hijos se han de sentir, cómo se han de relacionar en todo momento con otro sexo, cómo ser mejor personas. A partir de ahí hay un abuso que considero que también tiene que frenarse. Io ovviamente credo che lo Stato debba garantire l'istruzione a tutti, è una responsabilità dello Stato, però vi faccio un esempio, in Catalogna dove si parla catalano i bambini spesso non hanno il diritto di studiare lo spagnolo che è la lingua ufficiale del paese, però i bambini hanno il diritto a imparare la lingua ufficiale, hanno diritto anche a studiare all'istruzione fino ai 16 anni ed è ovvio che devono intervenire se i genitori vogliono altrimenti, però quando parliamo di criteri educativi, quando parliamo di questioni morali, quelle sono decisioni che credo spettino alle famiglie, non allo Stato, al di là dei... E questo ovviamente appunto al di là dei contenuti di base, i contenuti istituzionali che devono esserci, non si può insegnare a un bambino come deve comportarsi o come deve, per esempio, interagire con le persone dell'altro sesso. Credo che ci sia un abuso, ancora una volta, da parte dello Stato in questo senso. Y además en la reforma educativa del gobierno de Sánchez pasan cosas gravísimas. Por ejemplo, es un ataque contra la educación concertada. Yo defiendo que los padres puedan elegir educación pública, privada, concertada o la especial, que está para los niños que tienen algún tipo de discapacidad y así lo deciden los padres, o la educación de excelencia, que también está siendo atacada y yo defiendo, que es para aquellos alumnos que son excelentes, que tienen más capacidades, que necesitan ser estimulados y que no se les puede igualar a la baja. Hay que poner recursos extraordinarios donde los niños se quedan atrás, pero las personas brillantes tienen que crecer, tienen que prosperar y si eres un gran alumno, el Estado no te puede parar ahí. Hay que poner recursos para ello. Pues el gobierno quiere igualar a todos, como siempre, a la baja, regalar los aprobados, pero es que luego han eliminado
contenidos básicos de la educación, como por ejemplo el orden cronológico de la historia. Hemos tenido que quitar de los contenidos en Madrid hasta en decenas de ocasiones la perspectiva de género en las matemáticas o los datos o lo típico del ecofeminismo con perspectiva de género, los mismos conceptos que entran en todas las asignaturas, pero quitan, por ejemplo, el estudio de Cervantes en el país de Cervantes o de los océanos en geografía, contenidos que son fundamentales. Y ya lo último es atacar a la cultura del esfuerzo, esperando que los alumnos no tengan incentivos y que sean alumnos felices porque les regalas el aprobado, que eso es una farsa y es la manera de secuestrar el futuro de tantas generaciones que siempre van a encontrar sus culpas en el adversario o en otra cuestión, pero no van a encontrar la solución en sí mismos. La llave está en la mayoría de cada uno de nosotros, cuando nos esforzamos, cuando trabajamos, cuando mejoramos. Lo que quieren es juventudes adormecidas, donde nada importa, donde no conocen de dónde vienen, y eso lo hacen porque quieren controlar su futuro. Quieren acabar con el pasado, por eso quitan la historia y la importancia de la historia para controlar su futuro. Quindi questa riforma educativa promossa e approvata da Sánchez è un attacco anche all'educazione, all'istruzione paritaria, anche la pedagogia, quella speciale per le persone che hanno delle disabilità o che rimangono indietro, hanno bisogno di un aiuto in più, e anche quella dell'eccellenza che io voglio tutelare a tutti i costi, perché sono fermamente convinta che bisogna difendere e stimolare la cultura del fare meglio. Non bisogna equiparare tutti, ma scendendo verso il basso. Ovviamente chi ha bisogno di più aiuto avrà più aiuto, ma non bisogna per questo frenare gli studenti più brillanti, le menti più brillanti. Lo Stato non può fare questo, perché così si addormenta una generazione. E invece lo Stato cosa fa? Cancella dal piano di studio lo studio della storia in ordine cronologico, e questi piani sono poi invece pieni zeppi di teorie sulla prospettiva di genere, sull'ecofemminismo, eccetera, e in tutte le materie passa questa ideologia. Invece di studiare Cervantes, che è il pilastro della nostra cultura in Spagna, invece di studiare la geografia, che è un elemento chiave, si attaccano a tutto questo contenuto che non è contenuto reale. E infine credo che questa riforma attacchi di nuovo, sia un colpo duro alla cultura del merito, perché c'è la cultura del promossi tutti, va bene, però questo diventa una farsa, perché di nuovo si condanna una generazione a non crescere, e questi ragazzi, quando saranno adulti, diventeranno persone che non saranno capaci di avere senso critico nei confronti di loro stessi, che è quello che si ha quando ci si sforza per dare il meglio di sé, ma biasimeranno e incolperanno gli altri. Io credo che vogliano crescere una generazione di persone dormienti per controllare di nuovo il loro futuro, e questo è un grande abuso per me. C'è un problema che riguarda la Spagna, che riguarda l'Italia, che riguarda tutto il mondo cosiddetto occidentale, che è il cosiddetto inverno demografico. Anche la Spagna, così come l'Italia, ha tassi di natalità molto bassi. E sicuramente anche questo tema è uno dei temi su cui Tempi più ha scritto, più siamo preoccupati. Siamo preoccupati anche del fatto che, soprattutto negli ultimi anni, se ne parla molto, nel senso che si chiacchiera molto, ma si fa poco. Anche su questo aspetto, l'amministrazione Ayuso ha preparato un piano per maternità e maternità. Loro hanno detto il più ambizioso d'Europa, e quindi questo ci incuriosisce. In questo piano la Comunità di Madrid investirà il 5% del proprio budget. Quindi io volevo chiedere al Presidente che senso è il più ambizioso e cos'è che vuole fare.
Estamos ahora mismo en un problema evidente en Europa de invierno demográfico. Vamos siempre al mismo debate sobre el aborto, etcétera, pero no hablamos del problema auténtico, y es que no nacen niños. Y el problema es que además nuestras sociedades cada vez son más pequeñas, los niños cada vez pasan menos tiempo con sus abuelos, cada vez hay menos abuelos con nietos, cada vez hay menos hermanos, cada vez hay menos grupos de amigos. Son nuevas juventudes que están mucho más solas, aisladas, sobre todo por culpa de las drogas y de las nuevas tecnologías, de las redes sociales. Hablan menos entre ellos, y esto nos va a llevar a un problema, a la gran pandemia para mí del siglo XXI, que es la soledad. La soledad entre los mayores, que cada vez están más tiempo solos porque tienen menos familia. Pero también es la soledad entre los niños. Hoy cada vez los niños están más tiempo aislados. Y no es casualidad que ahora haya muchos más índices de depresiones, de suicidios, porque no nacen niños. Y el problema es que muchas veces en Europa no se habla de lo primero, pero no se habla de lo segundo, que es lo realmente importante. Il problema è evidente e c'è una vera crisi demografica, un inverno demografico. Si parla continuamente di aborto, però si dimentica spesso che non nascono più i bambini, quindi la nostra società si restringe, gli anziani, i nonni hanno sempre meno la compagnia dei nipoti, e anche i bambini possono passare sempre meno tempo e hanno sempre meno compagnia di fratelli, di amici, di coetanei. A questo contribuisce sicuramente tutta la nuova tecnologia, i social network, il fatto che si tenda a parlare, a comunicare sempre di meno. E io credo che il dramma vero, il dramma grave del XXI secolo sia proprio la solitudine. Questo è il problema che temo emergerà con forza. Il problema della solitudine degli anziani, perché ci sono sempre meno famiglie, e il problema della solitudine dei bambini che sono immersi nell'isolamento. E non è un caso, a proposito, che ci sia anche un aumento della depressione, dei casi di depressione e nel numero di suicidi. Credo che spesso in Europa si parli tanto di questioni secondarie e invece poi le questioni più importanti, prioritarie, vengano in qualche modo messe da parte. En nuestro plan de natalidad lo que estamos haciendo es detectar por qué cada vez menos personas tienen hijos o prolongan la maternidad y la paternidad, porque es una cuestión de dos. Y normalmente lo que hemos visto en los estudios es que pasa sobre todo por un problema de conciliación. Es donde en realidad estamos viendo la verdadera brecha entre el hombre y la mujer, pero sobre todo la brecha es entre las personas que no tienen responsabilidades familiares y las que sí. Y ahí es donde cuesta más que se puedan conjugar ambas aspiraciones, y por eso dentro de nuestras competencias, porque en materia laboral son limitadas, intentamos con incentivos fiscales que las empresas den más libertades en los horarios, con el teletrabajo, y luego con ayudas directas, que es otro de los principales problemas. Damos ayudas directas a las madres hasta 30 años, ayudas directas de 500 euros al mes, hasta que ya puedan salir adelante con sus bebés. Y lo que hacemos también es planes de vivienda para que puedan acceder de manera prioritaria a las mismas, tengan desgravaciones fiscales para que haya personas trabajando en casa, cuidándote, ayudándote, y también puedas trabajar. Hacemos ayudas hasta mujeres hasta los 45 años, para que la maternidad y la paternidad no sean un freno a nada, pero che nos animemos a tenerlos. Quindi sì, abbiamo elaborato un piano di natalità e cerchiamo di capire come mai non si fanno figli, come mai le famiglie non hanno più tanti bambini, e cerchiamo di promuovere la maternità e la paternità.
E quello che abbiamo capito è che la questione principale è che spesso è troppo difficile conciliare la vita lavorativa con quella familiare e spesso il divario vero in questo senso fra donne e uomini è anche la questione delle responsabilità, perché alcune hanno tante responsabilità e in certi casi altri invece ne hanno di meno. Ora, nell'ambito delle nostre competenze, che non sono molte rispetto al governo centrale, cerchiamo proprio di promuovere, di aiutare la conciliazione. Per esempio abbiamo lasciato libertà di scelta per quanto riguarda l'apertura degli orari dei negozi, delle attività commerciali, abbiamo promosso e promuoviamo il telelavoro, diamo aiuti diretti alle donne di 500 euro al mese quando hanno fino a 30 anni di età, in modo che possiamo sostenerle e aiutiamo anche dal punto di vista dell'alloggio, perché facilitiamo l'acquisto e la possibilità di avere una casa quando hanno dei bambini, concediamo degli sgravi fiscali e concediamo anche degli aiuti per chi ha bisogno di aiuto in casa, aiuto concreto in casa, aiuto domestico. Queste misure si applicano anche alle donne che hanno fino a 45 anni di età, tutti questi sostegni e appunto quello che vogliamo fare è non porre delle barriere ma incentivare, rendere la vita delle future mamme e futuri papà più facile. Y luego son 80 medidas y una de las que estamos también poniendo en marcha son campañas para informar sin más sobre casos de mujeres conocidas, influyentes, que han sido madres y han sido madres jóvenes, muy jóvenes, y sus vidas han seguido adelante porque también está un poco estigmatizado. Es verdad que la situación económica es la que aleja la maternidad y es normal, pero también hay personas que hemos detectado que no lo hacen porque piensan que van a perder cosas en la vida por ser madres, y padres, piensan que ya se hacen mayores, que ya no van a tener libertad para disfrutar la vida. Y hay muchísimos ejemplos que podemos demostrar de padres que se dan cuenta que su mejor decisión ha sido hacerlo antes. Y entonces nos gusta romper un poco con esos estigmas. E questo piano prevede 80 misure e oltre a questo cerchiamo di promuovere l'informazione. Abbiamo lanciato per esempio delle campagne in cui parlano delle donne che hanno ottenuto un'ascesa a livello professionale e che hanno avuto dei bambini da quando erano molto giovani, e questo perché vogliamo fare capire che avere un bambino non è necessariamente un ostacolo. È vero che molte persone pensano che l'ostacolo principale sia la questione economica, però in tanti pensano anche che avere dei figli gli toglierà la libertà di godere della vita. Ecco, questo secondo me è una visione un po' stigmatizzata, un po' stereotipata, e credo che dobbiamo invece fare capire a queste persone che in realtà è la gioia più grande, come molti dicono, avere un bambino. Pero lo más importante es la conciliación de la vida laboral, la parte económica y la vivienda. Sin ninguna duda, son los principales motivos y estas 80 medidas van a esos tres objetivos, principalmente. Questo ovviamente fatto salva l'importanza della conciliazione famiglia-lavoro, dell'importanza dell'economia e dell'importanza di avere a disposizione un posto in cui vivere, una casa. Questi sono principi fondamentali e le nostre 80 misure si concentrano proprio su questi tre pilastri. Y no se habla de esto en casi ningún sitio en Europa. Es muy preocupante que en las agendas políticas no se esté poniendo el acento en algo tan grave que nos va a traer consecuencias irreparables. Me preocupa que políticamente no esté de moda hablar de algo tan importante. E credo che nell'agenda dei politici questo tema sia affrontato troppo poco, però è un tema grave, è un tema serio e quindi non operare, non agire potrà creare dei problemi, dei danni irreparabili, ed è un peccato secondo me che questo tema non sia uno di quei temi di moda per i politici, perché è importante invece preoccuparsene. Quizá porque cada vez huimos más de las responsabilidades y queremos vidas más fáciles, que no más felices. Sì, forse perché vogliamo tutto sommato scrollarci di dosso le responsabilità e pensare che siamo più felici. Prima dell'ultima domanda saluto l'assessore Donazzan che ci ha raggiunto. Grazie Elena di essere con noi.
E l'ultima domanda per la Presidente è questa. Lei è una giornalista, quindi sa che i giornalisti fanno queste domande, ma oggettivamente lei è molto attaccata nel suo paese, ha riscosso un grandissimo successo, come dicevamo all'inizio, un risultato elettorale importante, ma i suoi avversari politici l'attaccano duramente e fortemente. Le accuse che le fanno è sostanzialmente di essere una rappresentante del trumpismo, di essere molto di destra, di essere troppo vicina a Vox, partito della destra spagnola. Allora io volevo chiederle da un lato un po', diciamo, come vive questa situazione, che ovviamente è una situazione che vivono tutti i politici, ma oggettivamente nel suo caso è molto forte. Poi lei appartiene al Partito Popolare e quindi ci attacco alla seconda domanda. Cosa significa per lei essere una popolare? En mi caso, desde el primer día que fui nombrada candidata, ya sufrí una campaña de desprestigio inmensa y lo hago todos los días de mi vida, lo sufro a cualquier hora. No hay más que entrar a lo mejor en internet, lo pueden ver en muchos sitios. Constantemente, siempre extrayendo mis declaraciones, siempre manipulando lo que he dicho y creando odio. Y esto es porque creo que, intentándolo, vamos, porque yo creo que hay políticos que necesitan buscar el odio contra otros para justificar por qué ellos han de estar ahí, pero no porque propongan nada en positivo, sino porque han estigmatizado al adversario político. Esto, la izquierda es especialista en ello, además utilizando, como bien conocen, la política de los sentimientos. Sì, io fin dal primo giorno in cui ero candidata sono stata attaccata con campagne dure che volevano screditarmi e questa è una cosa che si continua a fare. Se andate su internet e guardate, non c'è giorno in cui non ci sia una frase mia estratta per manipolare quello che io dico e per cercare di fomentare l'odio. Io credo che tanti politici vivano proprio di quello, vivano per stigmatizzare l'avversario politico e questa, se mi permettete, è una specialità della sinistra, perché di nuovo conviene a queste persone farlo. Y luego, esta es la realidad. Esta semana el gobierno de España ha pactado la transición y la historia reciente de la transición española con el entorno de los terroristas, de la banda terrorista ETA. ¿Quién es el radical aquí? ¿Quién lo hace o quién lo describe? ¿Quién pacta con los terroristas o los que lo denunciamos? Pero es que ha negociado también, está negociando la justicia española, el Poder Judicial, con los nacionalistas. ¿Quién es el radical aquí? ¿El que pacta con los nacionalistas y destroza España o los que lo denunciamos? Proprio questa settimana il governo spagnolo ha varato una legge, ha concordato un patto per la transizione con i politici che rappresentano l'ETA. Ora la mia domanda è chi è più radicale, chi vuole distruggere il paese, quelli che attaccano questi tipi di accordi fatti con terroristi, fatti con nazionalisti, oppure chi fa degli accordi con questi gruppi politici. Y luego también lo que hacen es, ellos son los que deciden quién es bienvenido o no a los parlamentos, pero el caso es que el entorno político de ETA hoy se sienta en España en el Congreso de los Diputados y decide por todos los españoles. Y luego también lo que hacen es posiciones extremas, pero luego intentan que los demás no podamos debatir sobre nada. Yo creo, a mi juicio, hay un falso debate sobre la moderación. La moderación. ¿Qué es la moderación? Porque yo busco como pensamiento liberal entenderme con el que piensa distinto. Yo no quiero imponerle nada a nadie. Es más, ninguna de mis políticas son para imponer nada. Yo hago política en positivo, en construcción, pero son los radicales los que utilizan los silencios. Cuando hay una situación que es una injusticia o un abuso, lo que quiere el radical, el extremo, no es radical, es extremo,
es que mires para otro lado. Y si tú lo denuncias, entonces eres tú el que se supone que eres el extremo. Es decir, por ejemplo, durante muchos años en España, las víctimas del terrorismo tenían que enterrar a sus familiares al amanecer para no molestar a los demás, porque algo habrían hecho, porque qué vergüenza. Entonces, ¿quién es radical ahí? ¿La familia de esa persona o el pueblo que mira para otro lado y no denuncia lo que está pasando? ¿Quién es el extremista? Eso es lo que utilizan siempre, esos argumentos. Dividen, enfrentan, imponen, y si tú dices las cosas como son, con la verdad por delante, eso les incomoda de tal manera a los totalitarios que utilizan luego todas las campañas de descrédito para que tú no te puedas defender. Ora, quindi c'è stato un accordo, hanno fatto sì che i nazionalisti potessero avere voce anche sul potere giudiziario e quindi nel Parlamento ci sono anche queste persone, anche questi politici che decidono e prendono decisioni a nome di tutti gli spagnoli e queste persone poi scelgono delle posizioni estreme e non consentono invece a tutti i cittadini di avviare un dibattito. C'è un finto dibattito che ha a che vedere con la moderazione. Ma che cos'è questa moderazione? Il mio punto di vista è quello dell'essere liberale. Io non credo nelle imposizioni, io credo nel costruire, voglio costruire, non voglio che si impongano le cose. Invece quando si fanno accordi anche con degli estremisti, quando è l'estremismo a vincere, la situazione cambia. Vi faccio un esempio. Per moltissimi anni le famiglie delle vittime del terrorismo hanno dovuto sotterrare i loro cari di notte per non farsi vedere. Ora io mi chiedo chi è estremista, chi è radicale, chi sbaglia quando le famiglie sono costrette a fare tutto questo? Le famiglie oppure l'omertà connivente di chi tace e lascia che le cose accadano semplicemente? Io credo che l'imposizione voglia sempre dire volontà di divisione e è scomodo per i politici autoritari, per ogni tipo di totalitarismo, non accetta che ci siano critiche, non accetta che la gente parli e intervenga in un dibattito reale. Y es difícil vivir así, claro, pero más difícil sería si nadie hiciera nada. Yo creo que tenemos un compromiso al final, los que representamos gobiernos liberales, nos tiene que importar lo que ocurre en ellos y lo que ocurre en otros para hablar y para no estar aislados. He tenido una amplia representación de ciudadanos en Madrid, de izquierda a derecha, porque en torno a los mensajes de la prosperidad y de la libertad, la mayoría de los ciudadanos se ven representados, pero hay que trabajar mucho, a veces por dos y por tres, porque el ruido es tan fuerte, el ruido mediático, que no llega. Pero cuando los ciudadanos lo prueban, por supuesto que quieren libertad por encima de todo. Por eso no podemos dejar de denunciar las cosas como son y, mientras tanto, de trabajar a favor. Y por eso podrán decir lo que quieran las campañas de la izquierda, pero con los asesinos no se pacta. Los nacionalistas son racistas, que tratan a los ciudadanos de primera o de segunda y que con el dinero público de todos los ciudadanos dividen a la sociedad, y que somos todos iguales, sí, pero ante la ley y ante las oportunidades, nada más. A partir de ahí, cada uno tiene derecho a ser diferente, tiene derecho a crecer en base a su esfuerzo y las cosas como son. Si esta es la verdad, se dice, y tendrán que ser otros los que asuman si les gusta o no. A mí hay muchas cosas que escucho y no me gusta y se trata de ceder, pero no de ceder en principios y en valores fundamentales para los ciudadanos. Por eso, aunque esto es difícil, merece la pena. Y además, por encima de todo, la libertad siempre merece la pena.
Ovviamente la situazione è difficile, ma peggio ancora sarebbe se nessuno dicesse niente, se nessuno facesse niente. Noi rappresentiamo la libertà e quindi vogliamo parlare, vogliamo dibattere e siamo contrari all'isolamento. Nella nostra comunità autonoma, nella nostra regione, abbiamo ottenuto moltissimi voti sia da destra che da sinistra. Questo perché quando arriva il messaggio della volontà di prosperare, della volontà di essere liberi, questo rappresenta tutti i cittadini, non solo quelli di una parte politica o di un'altra. Spesso questo messaggio è difficile da far arrivare perché il rumore dei mezzi di comunicazione è troppo forte, però quando arriva le persone si rendono conto di quanto è importante lottare per tutto questo e quindi è in questa direzione che noi vogliamo lavorare e che continueremo a farlo. Noi non accettiamo che la sinistra faccia accordi con i terroristi dell'ETA, per l'appunto con i nazionalisti, non vogliamo che si crei la divisione e poi crediamo che tutti siamo uguali di fronte alla legge e che tutti abbiamo diritto ad avere uguali opportunità. Però per il resto siamo diversi e credo che tutto dovrebbe basarsi sul merito e sugli sforzi. La verità va detta assolutamente e io capisco che bisogna arrivare a un compromesso, ma su certe cose assolutamente non sono disposta a indietreggiare e credo che i valori fondamentali dei cittadini vadano assolutamente difesi e la libertà è il valore più importante di questi e va sempre assolutamente protetto con le unghie e coi denti. Mi sembra che dopo Madrid ha conquistato anche Caorle. Volevo chiedere a Elena un saluto. Con gioia e scusandomi per il ritardo, ma sono stata richiamata appena entrata, mi ha fatto vedere l'orologio. Mi scuso Presidente con lei e con l'amico Emanuele Bofi, ma ero a diversi chilometri da qui ad un evento animato da due donne imprenditrici che hanno deciso di portare a 3 giorni di confronto sul tema del relazionesimo, una nuova era del confronto e delle relazioni dove le persone cercano di uscire dal tema della solitudine, che è uno dei temi affrontato da lei. E quindi il passaggio, il traffico mi ha impedito di essere qui da subito, però volevo portare a voi tutti, a lei e a Emanuele in particolare, ovviamente la mia presenza istituzionale. Io porto il saluto della Regione del Veneto e di una delega con me e con la Regione che è quella dell'istruzione, ovvero dell'educazione. I ragionamenti che lei ha fatto, Presidente, ci portano a sentirci parte della medesima battaglia. Emanuele ha ben detto, c'è un Occidente che oggi vive le stesse frustrazioni e gli stessi pericoli. Poi le nostre due nazioni sono molto simili in tante cose, ma noi al centro della civiltà oggi viviamo la messa in discussione dei capisaldi di quella civiltà. E quindi io non ruberò molto tempo, ma 2 riflessioni mi permetta, perché ho condiviso tutto quello che lei ha detto. La prima riflessione è che nessuno di noi avrebbe pensato di dover ingaggiare battaglia sui capisaldi inequivocabili della vita. La famiglia, l'uomo, la donna, i figli, la stabilità della vita, le relazioni di sé nei confronti della propria comunità, la millenaria civiltà cristiana, accanto alla bellezza del nostro modo di vivere, messo in discussione da diversi punti di vista e da diversi nemici. Il primo è quello che viviamo noi stessi al nostro interno, non è esterno, non è esogeno, è interno.
ed è la negazione di tutto questo per opera nostra. Prima di trovare il nemico fuori, io devo vedere le ragioni della fragilità dentro. E temo che sia questa la nostra frontiera oggi. E la seconda riflessione è sulla sua chiusura, la libertà. Un concetto tanto astratto quanto profondamente vero, immanente direi. Perché oggi è la stessa libertà di pensiero, che poi diventa di espressione, che poi diventa di rapporti e di relazioni, ecco perché dico l'importanza delle relazioni tra noi, fanno sì che quel ragionamento che lei ha fatto su chi decide il nemico e quali sono le etichette che si danno, vedono soprattutto la sinistra particolarmente feroce in questo. E il nostro concetto di libertà personale e di comunità viene messo in discussione. Io credo che una rivista come Tempi e il coraggio avuto nel fare anche una riflessione pubblica, così oltre a quella pubblica di quando edita e quindi pubblica, sia il passaggio ulteriore che dobbiamo fare. E cioè, chiudo con l'inizio. Se non trattiamo della libertà a partire dall'educazione e siamo consapevoli che i capisaldi, ciò che ritenevamo assolutamente scontato, oggi è messo in discussione e noi dobbiamo difenderlo, no, la passività non c'è più. Un mio padre spirituale mi ha detto che porgere l'altra guancia significa che ce ne hai due di guance. Dopo la seconda è finita la guancia. E questo significa tenere il punto. Io la ringrazio per la testimonianza che ha dato, perché ci rafforza anche nell'uscire dalla nostra percezione di noi stessi legata alla nostra visione dei problemi che ha l'Italia sono i medesimi che ha lei descritto anche nelle relazioni con la politica, anche di una politica autoreferenziale che non ha più rapporto dialettico con il proprio popolo. Però la comune battaglia, magari condivisa attraverso le pagine di Tempi, ci confermeranno che maggiore convinzione significa anche maggiore educazione. Grazie. Grazie a Elena, grazie a Elisa, grazie soprattutto al Presidente Ayuso. Come avete ascoltato, capite bene perché a Tempi piace così tanto la Presidente Ayuso. Sull'economia, sulla famiglia, sull'educazione, sul concetto di libertà ci ritroviamo molto in sintonia. Tempi è molto affezionato a uno slogan che è un vecchio slogan, diciamo, per noi, che dice più società, meno Stato. Questa è un po' la nostra stella polare, che poi si declina in tante cose, no? Politicamente. Sussidiarietà è un'altra grande parola a cui noi siamo affezionati. E a me sembra che quello che lei ha descritto oggi, quello che lei fa oggi a Madrid, incarni un po' queste nostre idee su cui noi ci ritroviamo. Quindi per questo la ringrazio e chiedo a tutti un applauso finale. Quindi Madrid, Caorle e il Veneto in generale, diciamo. Devo dare solo un avviso: l'appuntamento è questa sera alle 21:30, presentiamo il libro Luigi Amicone, l'anarco-resurrezionalista, saranno Giuliano Ferrara, Gianni Calessine e Davide Prosperi. Lo facciamo in Piazza del Vescovado alle 21:30, quindi ci vediamo lì.